Ma volevi sapere, ma la sua carriera musicale quando è partita? Perché... Ma io tenevo, come tutti i cantanti neomelodici che si rispettano, io a 5 anni già ho iniziato a cattare. Quindi quando eri piccinino? Sì, a cattare. Sì, a cattare. A cattare, proprio roba, diciamo, robe matrimonio, robe comunione. A 5 anni al matrimonio, complimenti! E come no? Perché a Napoli si batte presto. Cioè, i matrimoni che andavo io, no? C'era gente che si sposava che teneva 13, 14 anni, frate e tu. Eh sì, ma perché noi si parte presto, capito? Beh, non infatti i matrimoni durano anche molto. Sì, ma a Napoli non sono matrimoni, a Napoli sono proprio sequestri persone. Cioè, proprio... non è che... Ma voglio dire, noi abbiamo... L'ultima volta è arrivata anche la telefonata del nostro amico di Napoli, sempre, con il quale abbiamo interagito. Adesso lei non era presente perché logicamente l'abbiamo invitato per questa trasmissione. E che la prossima volta comunque si chiama Simone, un nostro amico Simone Kasparov. Ah, lo conosce anche lei? Certo, come no, quello a Roma fa il rivuoto. Quante volte lui mi chiama e dice: oh, vieni a Roma che qui c'è Cente In che vuole sentire un po' di cantanti, un po' roba neomelottico. Ho capito, ma lei Gigi D'Alessio, ma soprattutto Peppino di Capri, lo conosce o no? No, io conosco a Peppino Parolano, perché quello sta vicino a casa mia, cioè quello effettivamente è una bella persona, cioè perché tu hai capito, no, che lo fatemi un paio di mondo, no? E qua andiamo, vai, fai sempre uscire per un pazzo, fai stare proprio, come tutte le ricette, poi tu roba, hai capito, no? Non ho capito. No, forse, no, guardi, stasera non posso neanche farle parlare con il nostro addetto alla regia, che è quello che capisce tutto al volo. Ma che è Gennaro? Ah, conosce anche... se chi la Napoli Gennaro è uno scelto no? Però peccato che non è lui, non è il santo, sinceramente. Perché le spiego, io da quello che so, poi mi corregga se mi sbaglio, perché io sono a Reggio Emilia da 35 anni, da 37 anni a questa parte, quindi non ho le conoscenze che avete voi napoletano, ma mi dicevano che lui faceva, strappava i biglietti sulla funicolare, mi sbaglio o no? Era quello che puliva a fine serata con la lingua il pavimento della funicolare. Sì, ma non solo, gli avevo proprio a stazione, no? Questa non la sapevo. Non la sapevi questa? No, no. Questo era il vecchio lavoro di Bennaro. Ecco, riparte. Così si ricarica. Comunque... ragazzi, adesso io sono venuto qua perché vi ho fatto un grande piacere. Sì, ma l'ultima domanda, dopo poi la lasciamo andare. Sì, io sono molto interessata a fare domanda, se sei fidanzato, giustamente. Ma io sono Tony Cacciotti, mica c'ho una ragazza, io ho tante ragazze. Sì, le cacciottine. Bravo, hai capito? Quindi sei impegnato. No, diciamo, sono impegnato. Sei generoso, lo dai a tutti, insomma. Lo dai che cosa? Non lo so, affetto. No, io saccio poche felle rose, a Cacciotti, saccio poche rose. Infatti, ma se lei invece del pecorino è meglio, no, mi sbaglio? Ma è più stagionato. Sì, puzza meno di quello che puzza lei. Comunque, volete sentire la mia ultima profumazione? No, guardi, la ringrazio perché fuori ci sono 3 gradi. L'altra sera ce n'era -2, c'erano anche i ghiaccioli. Ma no, perché secondo me nei peli che ha sotto la cella non ci sono i ghiaccioli. Ci sono delle pernici che girano. Ma tu ne capite niente, frate tu. Ti tengono. Ci ha preso gusto. Ragazzi, ci sto prendendo gusto di questo, dico la verità. Ma tu non hai capito che profumazione mi sono messo un culo. No. Tengo proprio o dei ketchup. Tengo proprio l'ultimo sandalo, però è l'ultimo sandalo però, cioè proprio l'ultimo. Ma scusi, ma lei prima di arrivare qui in radio è venuto, ma lei che era arrivato qua? Perché noi quando siamo entrati in studio c'era un odore di un misto, pecorino sardo, cacciotta napoletana. Siamo in fascia protetta. Beh, no, diciamo dopo le 9:30 qua di protetto sulla testa di Bennaro Bene Beneduccio. Volevate sapere a che ora sono venuto qua? Sì, perché le spiego, perché lei mi stava dicendo l'ultimo sandalo e siamo entrati in studio che c'era veramente, non c'era l'ultimo respiro qua dentro. Ma mo che ore? Quindi credevo fosse entrato lei, ha capito? No, io sono in caso, sai a che lo sono venuto? Sì. Sono venuto e zizza mancano un cazzo. Ok, per essere, allora, diciamo, dopo questo io potrei augurare un buon proseguimento della sua carriera di artista. Al mio matrimonio senz'altro. La prossima volta che vengo vi porto una profumazione. Una cacciotta.
Vabbè, cioè, tipo che Guarda, sai, se la prossima volta lei sale, torna qui da noi che è invitato, invece che noi la prossima volta non la paghiamo, è lei che paga noi per Sì, venire qua, un e le dono. chiediamo la cortesia che se ci porta anche delle cacciottine. va bene. Io preferisco gli inseccati, i salumi. No, vabbè, quello non è il mio campo. No, qua ne siamo Non è il dei mio buon campo. gustai qua noi, sa che Io sono una buon gustare. Però posso dire un altro profumo, proprio perché c'è una sponsorizzazione particolare, vi porto il nuovo di Rocca al Galoppo. Proprio, diciamo, proprio per essere molto ciccoccissimi. Allora ragazzi, Lo fate tu, me la c'hai. Allora, io Cioè, no, ma buono, perché tengo un ansia, ma Meno c'è male che abbiamo stretto la mano prima. infatti era quello che stavo notando anch'io, meno male meglio, che- meglio. Infatti, Fratello. Tony, grazie di essere passato qui da noi a È Radio. stato un piacere. Alla trasmissione guarda. Delirio 2.0 partiamo con la canzone, che è meglio. Grazie Tony. Arrivederci. Un saluto circondariale.